Ciao Nelson! A sorpresa, così, vedi? Ciao ragazzi! Era completamente aspettato. È un miracolo se riusciamo a farla, perché sto avendo dei problemi di audio impressionanti, però ho capito come invece ti risolvere. senti perfettamente. No, ti senti e ti vedi Voi mi bene, sentite tra l'altro. bene? Sì. Voi mi sentite, se mi sentite bene siamo a posto, perché No. allora parlo io, se non sento le vostre domande siamo a posto. Perché... Adesso sembri anche più giovane. Mi trovi più giovane? Perché forse è il capello tagliato? Mi sono tagliato i capelli, proprio ieri. Sì, perché era il caso di tagliarmi i capelli. Adesso sono un po' più sistemato, un po' più ordinato, ecco. Bene. Tra l'altro è stato un piacere vedere Stefano ed Elena Sofia Ricci, che avevo visto a Taormina nell'occasione dei Nastri 2018. E lei aveva vinto per l'interpretazione di Veronica Lario, è stata sublime, sì. davvero sublime. Me la ricordo emozionatissima con il nastro, ed è stata una scena commovente quando appunto ha ringraziato con il nastro. Per me è un ricordo indelebile in quella scenografia che è il naturale, che è il teatro. Che il teatro Greco di Taormina. il teatro greco di Taormina è un ricordo indelebile. Le parole di Elena Sofia Ricci quando ha vinto il premio come miglior attrice protagonista non le dimenticherò mai. Tra l'altro è l'anno in cui tu hai vinto anche per Amore e Malavita, quindi bellissimo lavoro con Pivio. Grazie, l'anno che vincevo con Pivio Pivio e Aldo Descalzi, che era presente, perché poi ai Davide Aldo non era potuto venire, perché non aveva potuto partecipare alla serata del Davide perché aveva problemi di salute, e quindi fummo particolarmente contenti del fatto che fosse presente invece a Taormina. C'erano Pivio, c'erano Aldo Descalzi, c'era Franco Ricciardi, Serena Rossi, Infatti un bel parterre, me lo ricordo. E vincemmo 2 nastri, insomma. Senti, ti posso fare un paio di domande circa questo tuo lavoro, ma in generale proprio. Allora, sembra che tu ti sei specializzato nelle movie song, cioè nel senso, qui abbiamo una persona che ha vinto 2 David di Donatello, adesso sta in nomination ai nastri con 3 canzoni diverse peraltro, per cui evidentemente c'hai la mano, come voglio dire, particolarmente adatta per scrivere. Allora, la prima domanda che ti faccio è un caso o proprio, no, un caso non è mai, però nel senso ti trovi bene evidentemente con il mezzo cinematografico, che per un musicista non è sempre scontato. Guarda, diciamo che il mio obiettivo quando ho iniziato a scrivere canzoni era quello di fare dischi e fare concerti un po' come tutti i cantautori canonici. Insomma, il mio obiettivo era emulare magari De Gregori, Guccini, fare il cantautore per le masse. Poi però, sai, le strade si delineano con il tempo, a volte sono le strade a scegliere noi. E l'incontro con i Manetti Bros è stato in questo senso cruciale, fatale. Quando ci incontrammo prima di Songhenapolis, un incontro, diciamo, che aveva come fulcro catalizzatore Franco Ricciardi, perché loro volevano Franco Ricciardi nel film e io in quel momento ero autore di Franco, per un disco, diciamo, di canzoni tra l'altro in italiano. Paradossalmente ci fu chiesta di scrivere una canzone in napoletano, io scrissi il testo di A Verità, la musica la scrissero Franco Ricciardi, Di Ross e Sara Tartuffo, e vincemmo il primo David di Donatello nel 2014 appunto per questa canzone che era in Songhenapolis. Da quel momento, però, diciamo, in quel caso io avevo scritto una canzone a casa e gliel'avevo diciamo portata ai Manetti Bros, così come avevo potuto scrivere le altre canzoni che avevo pensato andassero nel disco. Quindi non era ancora iniziato il mio rapporto con il cinema, per quanto poi avessi vinto David di Donatello. Poi sono stati i Manetti Bros a chiedermi di scrivere i testi delle canzoni di Amore e Malavita, ad aver fatto sviluppare in me magari la capacità di
riuscire a scrivere canzoni che potessero inserirsi in un tessuto cinematografico. Ed io ho vissuto con la troupe quel periodo, perché una volta finito il lavoro sulle canzoni, Marco ed Antonio Manetti decisero che non fosse giunto il momento di separarci e sostanzialmente mi assunsero in produzione. Quindi io praticamente in Amore e Malavita ho fatto il runner, e lì ho capito, diciamo, sì, ho fatto praticamente il runner, ed ho capito, diciamo, cosa significa fare un film, quanta fatica c'è dietro ad ogni scena, e probabilmente è sul set di Amore e Malavita che io ho sviluppato poi questa capacità. Cioè, adesso nel Ladro di Giorni, quando Guido Lombardi mi ha chiesto di lavorare alle canzoni di questo film, e ne ho fatte 4 nel film di Guido Lombardi, il Ladro di Giorni, con Riccardo Scamarcio, sostanzialmente il lavoro, diciamo, non dico che mi è risultato facile, però sapevo già benissimo di cosa avesse bisogno. Insomma, è stato più fluido, è stato più semplice, perché appunto sapevo cosa significasse fare un film. Perché hai vissuto proprio nel set, perché sei stato nel set tutto quel tempo praticamente. Quindi perché sono stato sul set tutto quel tempo, e tra l'altro ho preteso di essere presente anche sul set del Ladro di Giorni. Prima, cioè, ho scritto non però per fare il runner, non però per fare il runner. No, avrei fatto anche quello, però mi hanno detto non puoi perché hai vinto troppi premi, quindi questa volta no. Ma io l'avrei fatto volentieri, ho detto, guarda, non puoi. Allora devi evitare di vincere altri premi, perché sennò non lavori più poi su set. No, non lavoro più. Ha detto no, se vuoi stai con noi, e lì fondamentalmente io avevo scritto già 2 canzoni che poi sono state inserite nella colonna sonora, che tanto è curata magnificamente da Giordano Corabi. Però diciamo, la canzone Il Ladro di Giorni, che poi è quella che è stata candidata a Nastro d'Argento, l'ho scritta durante le riprese, cioè proprio vivendo diciamo, vivendo la vita della troupe, avendo un rapporto simbiotico con il regista Guido Lombardi, parlando con Riccardo Scamarcio e Augusto Zazzaro, che sono i 2 protagonisti del film. Cioè, diciamo che è una suggestione emotiva che mi è venuta fuori vivendo il film. Nel senso, mi sembra di capire. Vai Massimo. No, scusami, no, tra l'altro ho notato, ascoltando più volte la canzone, vedendo anche comunque buona parte del film, che tra l'altro a me il regista piace perché io avevo già amato la sua prima prova con Take 5, che era un film un po' di rapina, un nice movie, un film di rapina, ambientato a Napoli. Sì. Ho notato che tu hai quasi usato uno stilema che ruota tra Ennio Morricone, soprattutto nell'uso del fischio, e il Bob Dylan di Buggerra e Billy the Kid, cioè molto un country western blues. Folk, assolutamente sì. Ho utilizzato questa atmosfera musicale perché io non avevo visto la scena rappresentata. Tra l'altro proprio quella scena lì non ero presente, insomma, quel giorno sul set, diciamo, perché stavo presente dal primo all'ultimo giorno di riprese, che sono durate 8 settimane, da Trento alla Puglia. Insomma, a volte poi mi sono allontanato perché avevo da fare anche altre cose, però in sostanza avevo letto la sceneggiatura più volte e mi sembrava una resa dei conti tipica, che potesse in qualche modo evocare delle suggestioni musicali tipiche dei film di Sergio Leone. E quindi ho utilizzato il fischio appunto per citare il maestro Morricone, in sostanza. Ho avuto un po' di timore reverenziale nel farlo,
però alla fine ho pensato che fosse giusto, insomma, per quel tipo di scena. Quella è una resa dei conti in cui il protagonista si ritrova, diciamo, verso la fine del film lui è un cattivone, ma si ritrova ad avere a che fare con dei cattivoni più cattivi di lui in quel momento del film, e per me iniziare la canzone con un fischio è stato, diciamo, un omaggio a tutto il repertorio musicale del maestro Morricone, in sostanza, e dei film di Sergio Leone, che io ho amato tantissimo. Ecco, poi la canzone prende una sua piega piuttosto folk, piuttosto country, perché appunto cantata da me e da Claudio Newton non poteva essere altrimenti, perché noi siamo dei cantanti appunto che ci esprimiamo bene soprattutto su quel tipo di note là. No, mi è piaciuta molto, veramente tanto. Perché in inglese? Ti ringrazio, Massimo. In inglese perché, a mio parere, su quel tipo di scena, fare una canzone extra diegetica, perché quella è sostanzialmente la canzone è sollevata dalla narrazione. Cioè, Sì. non c'è uno stereo che ce la manda in onda, non c'è qualcuno che una chitarra che ce la fa ascoltare, quindi è sollevata dalla narrazione, la stiamo ascoltando solamente noi spettatori del film, non la stanno ascoltando i personaggi della storia che vediamo. Se io avessi utilizzato l'italiano, probabilmente avrei distratto troppo lo spettatore. Okay. Lo spettatore si sarebbe risvegliato in quel momento, avrebbe prestato attenzione alle parole della canzone. Invece ho utilizzato l'inglese, che sicuramente diciamo mi riesce probabilmente meno bene rispetto all'italiano, però alla fine il risultato penso sia, diciamo, dignitoso, proprio per non distrarre lo spettatore, anche perché quando scriviamo canzoni per un film, canzoni originali per un film, non dobbiamo mai dimenticare che noi dobbiamo essere di servizio al film. Non deve essere la nostra canzone a totalizzare l'attenzione di chi sta guardando il film. Deve essere funzionale affinché la pellicola scorri il più fluidamente possibile. E ti dico che ti dico che ci sei riuscito. Purtroppo, Nelson, dobbiamo chiudere. Abbiamo tutti gli altri ospiti, tutti belli messi in uno di fila all'altro. Va bene, ragazzi, vi ringrazio. Però torneremo su di te. No, ma io ti auguro il meglio, e abbiamo capito tutto, ok? E non dico altro. Grazie ragazzi, sarà dura perché, diciamo, sto in un girone di ferro, ma comunque io sono fan di tutti gli altri candidati al nastro, quindi chiunque vinca sarò contento. Bene, ottimo. Grazie ancora. Ciao Nelson. Grazie a voi, a presto. Grazie.